E forse questo è il primo vlog che faccio qui in città, nella città di Sassari, quindi al di là della televisione. Siamo al 21 luglio qui a Sassari, siamo esattamente nel Duomo, nella cattedrale bellissima della nostra città sassarese, per la processione di San Cristoforo, patrono del gremio degli autoferrotranvieri, uno degli ultimi gremi entrati qui a far parte anche della discesa dei candelieri, della parata dei candelieri. E ovviamente seguitemi in televisione, seguitemi anche su Mamma Sardigna, il programma culturale in lingua sarda, ogni 2 venerdì. Prossima puntata è il 2 agosto e saremo a Biancareddu per i prodotti tipici isolani, il pane sardo e tanta altra roba. Ora ritorniamo appunto qui, già sentite in lontananza la banda musicale, infatti proprio lì, insomma, vicino al seminario, all'imboccatura di via Maddalena, il gremio degli autoferrotranvieri attende tra qualche minuto, infatti partirà la processione col suo santo patrono, San Cristoforo. E ora io andrò anche dal gremio dei Massai per incontrarli mentre insomma si preparano per andare alla processione del santo patrono del gremio degli autoferrotranvieri. Alle mie spalle cosa c'è? Tombe antiche? Sì, ma ne parleremo da un'altra parte e un'altra volta. Restate ancora qui, vedremo un po' i gremi, le tradizioni di questa città e tanta bella roba in questa giornata calda di luglio. E insomma, a fra poco.
gremio dei Masciai con la bandiera di Nostra Signora delle Grazie è pronto a seguire la processione di San Cristoforo del gremio del Povero Travesti e noi andiamo a fare questa ripresa in cattedrale.
i passi di bandiera, quello che si accompagna alla bandiera, si accompagna il santo patrono di un gremio, comunque anche della patrona stessa, e quei suoni del gremio dei massai. Vedete, qui sono le processioni del gremio dei ferrotranvieri di San Cristoforo e avete sentito poco fa i suoni del tamburo e ora con il gremio dei Massai e con tutti gli altri gremi scendiamo e andiamo e vediamo questa processione gremiale. Eccoci in processione, la processione continua qui in Corso Picco adesso, del ferrotranvieri, ed è una cosa molto importante per la città, seguire le processioni, le tradizioni popolari, per cui c'è una ricchezza storica, c'è una ricchezza antropologica, anche etnografica, etnomusicologica anche, e quindi queste sono le condizioni ideali per seguire una processione e oggi lo sto facendo qui dal vivo, sul campo, quindi andiamo adesso, seguiamo tutti insieme la processione. Siamo al corso dove c'è anche il percorso della Faradda e qui ora si stende ancora il corteo gremiale dei gremi cittadini per la processione di San Cristoforo e come vedete alle mie spalle c'è
gremio in coda qui, che è quello dei Massai, del corteo processionale. Poi c'è anche il simulacro di San Cristoforo sopra la furgonetta, la camionetta, e i fedeli. C'è anche la confraternita di Santa Croce Gonfalone di Sassari e c'è anche la banda della città di Sassari. Stiamo a salire al corso verso la chiesa di Sant'Andrea, siamo in prossimità dell'antica chiesa di Sant'Andrea. Tra poco il corteo si sposterà in via Pais per poi risalire verso la cattedrale, e noi seguiremo, io la seguirò insieme a voi. Quindi ora proseguiamo con questa vita gremiale cittadina oggi 21 luglio in onore di San Cristoforo. Siamo qui in chiusura della processione di San Cristoforo del gremio degli autotranvieri di Sassari. Ecco la banda cittadina che arriva. Tra poco arriverà il simulacro di San Cristoforo, appunto patrono massimo del gremio degli autotranvieri, che lo festeggia per ben 2 volte se non ricordo male, ma gli amici poi mi diranno, gli amici a casa mi diranno se sì o no. Ecco qui i gremi cittadini disposti, pronti a salutare con le bandiere appunto San Cristoforo, e ecco che siamo qui addirittura d'arrivo, e appena arriverà il simulacro vi lascerò e vi saluterò. Dopo seguirò il gremio dei Massai che ritornerà nella sede provvisoria, diciamo così, in piazza Santa Caterina. Quindi ecco i portatori, i capocannonieri che arrivano del gremio degli autotranvieri, e quindi godiamoci l'ingresso del santo con il saluto di tutti i gremi cittadini. Secondo i nostri grafici mi aprono ai piatti.
ancora di più nel tuo cuore, vivendo con le tue generosità il suo Vangelo, intercedi per tutti noi e donaci la grazia. Con questo chiudiamo la processione di San Cristoforo. Ora seguirò il Gremio della Mercede nella sua sede per un momento conviviale e quindi seguiremo un pezzettino della processione via Guascone Capra con Piffaru e Tamburo del Gremio della Mercede di Sassi.